Il primo maggio è questo. Non lo si può immaginare, non riesco a definirlo. Un po' in quarantena, un po' arresti domiciliari, un po'... non so, guardi, non so più cosa dire, non vedo l'ora che finisca. Primo maggio di passeggiata per le famiglie con bimbi al seguito e per chi attende di riabbracciarli. Adesso vediamo, si confermano. È certo che abbiamo nostalgia. Se siete residenti nello stesso comune potete Sì, qua, incontrarvi. sì. Loro abitano in via Fiume, per cui... Però il timore, no, della commissione, diciamo, sì. tra più nuclei familiari. Sì, sì, è molto prudente mio figlio, ma per noi due, vista l'età. Avete preso un caffè che voi... Sì, il primo caffè dopo tanto tempo ed ha avuto un sapore di libertà. È un primo maggio dal sapore sospeso tra il tempo che c'era e quello che verrà, nel nome di un'incognita per la quale si vorrebbe una risposta. Tesoro, nessuno si aspettava di vivere questa tragedia umana, questo è il problema, e quindi anche il primo maggio. Sì, è una giornata che vorremmo essere tutti in festa, invece pazienza, però bisogna sopportare. Non possiamo andare oltre ai dettami, insomma. Io sono d'accordo di seguire quello che mi dicono e di non avere fretta. E poi c'è chi come lui che sebbene in cassa integrazione dall'inizio dell'emergenza, oggi sprona gli altri nella coscienza del sostegno concreto. Infatti ho fatto un giro più per incentivare la gente che ha aperto i bar e i ristoranti per prendere un caffettino che può essere un incoraggiamento per la gente che faccia takeaway. Tu che lavoro fai? Io sono capobamma in un albergo a Venezia. E adesso come sta andando per te? Malissimo, siamo in cassa integrazione, aspettiamo, si parla per fine giugno, ma inerente al bar, al ristorante sarà difficile. La cassa integrazione di marzo l'hai presa? Per fortuna noi abbiamo un'azienda che anticipano loro la cassa integrazione per noi, per fortuna. Negli occhi di questo dentista il ricordo di com'era Per quanto mi riguarda io ho chiuso più di un mese e mezzo fa. e del senso differente delle nostre relazioni. Con poca chiarezza soprattutto di sul come queste cose, come si possa riaprire e andare avanti.